L'idea della gara è nata immediatamente dopo che abbiamo visto che c'era un finanziamento apposito dedicato alla progettazione. Ci è sembrato logico poter accedere a questo finanziamento, chiedere e ottenerlo, perché l'Areocampo è una realtà complessa, nel senso che è molto grande e avrebbe messo in difficoltà l'amministrazione anche il semplice approcciare il problema. Questo ci ha dato una grossa accelerata al processo di riutilizzo, perché come vedete già oggi possiamo avere le idee abbastanza chiare di come intervenire e con la dismissione del vecchio Parco Down per rifare quello nuovo abbiamo anche le economie proprio per iniziare velocemente la realizzazione. Come promesso dall'amministrazione sarà la prima quota ad essere affrontata e realizzata, cioè il rinnovo del Parco Down, che non avrà quindi praticamente soluzione di continuità nella sua funzione storica. Gli elementi fondamentali è quelli di dare allo sport quelle strutture di cui eravamo carenti, principalmente rugby, ma anche lo stesso calcio. Da sempre siamo carenti, moltissime sono le società, molte le squadre e molte volte le nostre squadre dovevano accedere a campi non propri in altri comuni per poter svolgere i loro allenamenti, e quindi questo ci ha dato modo di accontentare questa quota parte di esigenze. Il Parco Down si ripete rinnovandosi, migliorandosi, e nello stesso tempo siamo riusciti al momento a dare una risposta anche alla zona industriale e a società che usano l'elicottero sia per lavoro che per diporto, e anche un pochettino al discorso generale dell'uso degli elicotteri, perché Vittorio Veneto è a metà strada fra Cortina e Padova, che sono due importanti poli dove l'elicottero viene utilizzato come area intermedia di sicurezza. Quindi dal momento che quest'area da sempre è di superficie non avremo nessuna difficoltà a consolidare funzionalmente una quota parte piccola di questa grande area. È stata una bella sorpresa vedere che i nomi dei professionisti che poi alla fin fine sono risultati essere selezionati come vincitori della commissione erano professionisti locali. Può darsi che il fatto di risiedere qua abbia reso più chiaro la storicità delle nostre esigenze e tradurle quindi in un progetto più attinente a quello che serviva. È stato suddiviso in due modi, una divisione orizzontale che riguarda le funzioni, quindi una parte dei campi sportivi, la parte del parco centrale, la parte dei parcheggi e dell'eliporto a sud. Ed è stata considerata anche una suddivisione verticale in cui c'è nella parte verso la strada l'edificato così come attualmente, mentre nella parte verso est sono stati mantenuti gli spazi aperti in modo da non consumare ulteriore suolo e lasciare la parte aperta. Per quanto riguarda i campi sportivi ci sono due campi regolamentari, uno da calcio e uno da rugby, con gli spalti contrapposti sotto i quali c'è un serbatoio di raccolta delle acque meteoriche e di recupero dalle acque di falda per poter irrigare i campi e non dover utilizzare acqua dell'acquedotto sostanzialmente. E nella parte nord ci sono i campi da allenamento. Gli spogliatoi sono accessibili da una corte e gli atleti hanno poi un percorso dedicato per accedere ai vari campi, mentre le persone che possono vedere le partite salgono attraverso questa rampa e si distribuiscono attraverso questo percorso poi agli spalti per poter assistere appunto alle partite. Per quanto riguarda il parco invece abbiamo ricavato una piazzetta in continuità con la pista ciclabile, e da qui si accede, che è questa qui, e da qui si accede poi al parco, che è un prato aperto, diciamo che può essere utilizzato in diversi modi, e nella zona verso ovest sono stati mantenuti gli hangar qui dove ci troviamo e l'edificio a corte
per le attività a servizio, insomma. Mentre nella zona sud ci sono i parcheggi e l'eliporto, insomma. Siamo un gruppo costituito da 3 architetti, io sono l'architetto Uliana Giancarlo, l'architetto Bohem e l'architetto Lisa Rancan, più l'ingegnere Gianfranco Uliana che si occupa delle strutture e l'ingegnere Pierluigi Ciprian con il suo studio che si occupa della parte degli impianti. Ovviamente siamo contenti perché insomma, è un lavoro importante e è bello che le amministrazioni indicano concorsi per poter accedere a queste cose, insomma, a questi lavori.